Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistralli Cagliari. Oggi siamo a Quartu, siamo nella zona sopra Pizzeserra, in località Savuntanedda. E quello che vi presento alle mie spalle è un lotto di terreno di circa 1830 metri quadri con al centro un immobile, una villetta su 2 livelli completamente urbanisticamente conforme, e quindi tutto quello che vi sto presentando chiaramente è mutuabile. Siamo nella mia pagina YouTube Roberto Puddu Agente Immobiliare e Facebook se volete appunto avere maggiori informazioni. Andiamo subito a vedere il lotto, che si accede tramite una strada. Siamo praticamente adiacente alla strada che dalla rotondina sopra Pizzeserra ci riconduce verso il tennis club del Margine Rosso, quindi assolutamente adiacente alla strada ad alto scorrimento. E quello che abbiamo all'interno del lotto è questo viottolo in cemento battuto. Alle mie spalle è la casa e sia a destra che a sinistra del lotto abbiamo un vero e proprio, chiamiamolo, orto botanico, ok? Tante piante da frutto raggruppate a seconda appunto della zona del lotto, e da questa parte abbiamo alcuni ulivi che poi vedremo faranno anche da filare frangivento, una serie di alberi da frutto melograni, vi posso assicurare che sono davvero buoni, li ho assaggiati più e più volte. E questi 2 pini, veramente mastodontici, pini marittimi, che chiaramente fanno da ombra durante le fantastiche giornate di sole. Una cosa che vi voglio far vedere è comunque il panorama sulle montagne che danno chiaramente sul retro verso la zona del territorio di Maracalagoni, di Sinne e Settimo, e chiaramente vista la posizione leggermente rialzata della villetta, sicuramente poi vi farò vedere come dalla veranda, ok, si vede appunto questo panorama sui monti. Andiamo a vedere un attimino tutto il lotto. Ok, qua già vi parlavo di tutta questa zona con alberi da frutto. Da questa parte la possibilità di chiaramente parcheggiare tranquillamente all'interno, e la villetta che vedremo tra poco su 2 livelli. Ok, qui prosegue il discorso degli alberi da frutto. Abbiamo un filare di viti. Qui abbiamo mandarini, abbiamo arance, abbiamo pesche, abbiamo lì in fondo i fichi. Da questa parte un piccolo rispostiglio, chiaramente sempre locale di sgombero esistente. E da questa parte vi faccio vedere il retro della villetta. Abbiamo una parte che direttamente vedremo dall'interno è dedicata al forno, anche questa esistente in progetto, quindi chiaramente, ripeto, tutto conforme. Da questa parte il retro della villetta, le nespole, da questa parte il retro della villetta con questo filare frangivento che dà direttamente sulla strada che passa, sulla strada asfaltata che passa qua dietro. Il lotto di terreno continua a estendersi da questa parte con il frutteto, la pianta di fichi, e sempre a ornamento, insomma a contorno di tutto il lotto, le piante di ulivo e olivastro. Adesso entriamo dentro la villetta per presentarvi questa villetta atipica, diciamo, costruita, edificata in una situazione con poi successivamente la concessione in sanatoria e il progetto di sanatoria, quindi estremamente conforme. Veniamo qua dall'interno, si accede tramite una piccola rampa di scale che conduce direttamente al piano rialzato. Ripeto, su 2 livelli abbiamo un piano rialzato e un piano seminterrato, ma con delle finestre abbastanza ampie che poi vedremo, quindi non vasistas, ma finestre aperture che vedremo dall'interno, danno una buona quantità di luce all'interno, e anche come altezze e come chiaramente dimensione sono assolutamente gradevoli. Sotto abbiamo la possibilità, appunto, come vedremo, di avere 4 vani, ok? 4 camere, da quella più piccola a quella più grande, con una scala che poi porta al piano rialzato, dove abbiamo un soggiorno con angolo cottura, un bagno, un'ampia veranda, ok? E le scale che ci conducono da su a giù. Seguite. Pochi gradini ci conducono al piano rialzato. Tra l'altro un piano rialzato dove abbiamo la possibilità di avere una visuale un attimino un po' più ampia del panorama. Ecco, ve lo faccio vedere. Così avete la possibilità, nel caso la situazione vi aggrada, ogni mattina di svegliarvi e dire:
Insomma, com'è il tempo? Beh, oggi non è dei migliori, dato che sta piovendo in continuazione, oggi però ci siamo scampati un'acquazzone, c'è il sole che ogni tanto è fuori. La veranda è molto ampia, ok? Tra l'altro si presta essere, nell'eventualità uno la volesse utilizzare, anche insomma, facilmente chiusa con questi 3 archi. Da questa parte, questa zona che funge da ripartizione degli ambienti, da questa parte vediamo il soggiorno con angolo cottura e la zona forno, da questa parte il bagno e qui la scala che conduce al piano seminterrato. Zona giorno, zona soggiorno con zona cottura, da questa parte 2 finestre oltre che la porta, ricordando che il sole sorge da quella parte, fa tutto l'arco e tramonta dall'altra parte. Dicevo, ampia zona soggiorno con un camino che oltre che essere utilissimo per riscaldare sicuramente è stato testimone di tanta carne, ok? Ma anche tanto pesce, insomma, maialetti che giravano, insomma, un po' da sfamare tutti quanti. Vi assicuro che mi raccontano che ne ha riscaldato tanti. Da questa parte, con un piccolo accrocchio, da qui abbiamo una zona forno con una struttura che dà proprio sull'esterno, esistente sia in progetto che sulla catastale, fantastico perché all'occorrenza si richiude, ok, e quindi non disturba. Da questa parte invece si esce dal soggiorno e qui abbiamo bagno completo, doccia lavello in fila, bidet e WC, finestrato all'esterno. Da questa parte invece abbiamo il portoncino che ci porta nella zona seminterrata. Ripeto, zona seminterrata che come vedete ha comunque delle ampie finestre. Andiamo. Ok, siamo nella zona seminterrata, abbiamo 4 vani, 4 camere, dalla più piccola alla più grande, a vostra disposizione, tutte utilizzate con un fresco nelle giornate d'estate assolutamente invidiabile e la possibilità appunto di accogliere diverse zone. Strutturata come una camera matrimoniale, come vedete qua, ripeto, le finestre sono assolutamente di un livello superiore al classico vasistas, alla classica apertura, ok? Solitamente appunto non hanno questa possibilità di panorama. Camera numero 2, altra camera strutturata di ampiezza in modo da contenere una matrimoniale, stesso discorso per quanto riguarda le finestre e andiamo nella terza camera. Terza camera, meno luminosa sicuramente perché il sole in questo momento è dall'altra parte, diciamo di grandezza di camera, come se fosse una camera singola. Da questa parte invece un'altra cameretta, una cameretta un attimino di dimensioni inferiori a quelle che possono essere classiche standard, siamo circa sui 5 metri quadri, se vogliamo può essere considerata appunto come uno studiolo, anche se comunque accoglie tranquillamente la facente funzione di camera da letto. Ritorniamo su per i saluti finali, ok? Da questa veranda col panorama alle mie spalle vi volevo salutare ricordandovi che abbiamo visto un immobile composto da un lotto di terreno di quasi di più di 1800 metri quadri con al centro, libera su 4 lati, una villetta conforme dove abbiamo su 2 livelli disposti soggiorno cucina, soggiorno con angolo cottura, il bagno e le scale che portano giù per gli altri 4 vani disponibili. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito della Remax oppure seguendomi nelle mie pagine professionali Roberto Pudo, agente immobiliare sia YouTube che Remax. Contattatemi al mio numero di cellulare 328 4172 462 se volete avere altre informazioni perché questa può essere il vostro prossimo investimento. Posso vendere anche la tua.